Buongiorno, come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire, poi oggi è importante, 049 4906 054. Lunedì 23 dicembre, questa trasmissione è dedicata alle tradizioni, al Natale, sono davvero importanti, noi riusciamo ancora a mantenere il famoso Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, riusciamo ancora a mantenere la tradizione del presepe, ma soprattutto se ci sono bambini a casa, ma non solo bambini, possono chiamare anche adulti, meno adulti. Abbiamo in studio Babbo Natale che è venuto a salutarci prima di partire. Buongiorno Babbo Natale. Buongiorno. Buongiorno, no, tutto bene? Tutto benissimo. Un po' accaldato perché un gli studi televisivi qui un po', sì, sono forti. Allora, quindi se c'è qualche bambino, qualche nonna, qualche nonno, lo zio, chiunque voglia esprimere un desiderio, un desiderata, qui c'è Babbo Natale. Poi è piacere di avere in studio con noi Franco Pasqualetti, vicepresidente della Camera di Commercio di Padova, ma anche dell'ASCO. Certo. Ormai è una conoscenza davvero lunga, e poi siamo in attesa che arrivi Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albignasego. Allora, è tutto pronto, ci stiamo per organizzare. Babbo Natale ha dato da mangiare alle sue renne, come stanno? Senza ombra di dubbio, stanno benissimo, sono parcheggiati lì fuori, sono qua fuori. che mi aspettano. Le ha lasciate sul tetto? No, sul cortile. Al cortile stanno brucando Sì, l'erba, perché poi esatto. adesso, non è per dire, però questo clima non è proprio un clima natalizio qua in Italia, come la facciamo? In quella sera lì come farà? Ma vedremo di stare un po' più alti possibile. Ah, questo è In importante. modo da stare al fresco. Ah, ho capito. I regali li ha preparati tutti? Tutti pronti per tutti i bimbi buoni che hanno fatto i bravi e che hanno dato ascolto ai genitori. Tutto. Quindi, insomma, avete capito. Allora, cari bambini, se volete telefonare a Babbo Natale 049 4906 054, e comunque se volete farci anche gli auguri noi siamo qui a disposizione. Se volete raccontarci se avete fatto l'albero, il presepe, quanto è importante per voi il Natale. E il Natale diventa molto importante, Franco Pasqualetti, perché senza insomma nasconderci dietro un dito è un business grossissimo, è un momento anche per chi ha un'attività, per una città, di tirare un po' le somme di quello che è stato l'anno. Allora sì, il Natale è un momento dove siamo più buoni tutti e quindi ci scambiamo anche i doni e i regali, e Babbo Natale proprio, come diceva prima, porta i doni ai bambini buoni. E a chi promette di essere buono. A chi promette di essere buono. E quindi scambiarsi un dono è una cosa molto piacevole, perché ricevere un dono vuol dire che qualcuno ha pensato a te e ti porta qualcosa. E quindi è un momento di conviviale, di stare assieme, di mettere via tutti quei rancori che durante l'anno emergono sia nel mondo economico ma anche familiare. È un momento di rilassamento, di riflessione, e quindi è un momento piacevole per tutti. Per tutti. Senta, gli italiani, solo per viaggiare, no? Penso che ci saranno, così ci raccontano i dati, 18 milioni di italiani che viaggeranno durante le vacanze. Poi questo giro è un giro d'affari molto importante, che è di 13 miliardi, con un aumento del 13% sul 2018. Però gli italiani cosa fanno? Praticamente più del 70-80% decide di rimanere in Italia. Quindi l'Italia rimane ancora una meta importante, ma soprattutto le località di montagna. Quindi siamo ancora un bel paese attrattivo per noi stessi, ma anche forse per gli altri. Il fatto di andare in vacanza e quindi staccare dal lavoro, prendersi un momento di relax, ma vuol dire anche questo indotto muovere e impegnare tantissime persone nel lavoro. Quindi non è solo un business per chi fa, muove il mondo dell'economia, e lo fa in montagna, mantenendo e permettendo a chi opera e chi vive in montagna di presidiare quei luoghi, perché ricordatevi che i disastri anche in montagna avvengono quando la montagna viene abbandonata. Il fatto che ci sia turismo, che ci sia persone
che tutto l'anno stanno lì, hanno cura del territorio e sopravvivono anche grazie al turismo e impiegano anche tante persone per accogliere i turisti, penso sia una cosa positiva. Una cosa positiva. Allora, a proposito di tradizione, 049 4906 054, siete a casa, volete farci un saluto, volete raccontarci un desiderio che volete per terminare questo 2019, ci sono i bambini a casa, qui abbiamo Babbo Natale, però abbiamo anche, che è appena arrivato, poverino un po' trafelato, sì, Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albegnase, come è venuto Don? Sì, buongiorno a tutti. Ha visto cosa abbiamo portato anche Babbo Natale? Che bello. Non ci manca niente oggi, abbiamo il sacro e Babbo Natale. Ce l'avrò anch'io domani sera, domani notte. Viene nella notte. Senta, Sì. mentre andavamo in onda abbiamo visto anche tante immagini di presepe. Allora, c'è sempre stata questa diatriba, no? Tra l'albero di Natale e il presepe nelle famiglie italiane. Purtroppo bisogna dire che negli ultimi anni il presepe, o presepio che dir si voglia, ha avuto una flessione del 16%, cioè meno famiglie italiane lo fanno e sarebbe più un compito da uomini, nel senso che la donna decora più facilmente l'albero di Natale, ci raccontano le statistiche, e l'uomo fa più il presepe. Lei che c'ha tutti questi parrocchiani con tutti questi presepi bellissimi, è così, sono più gli uomini attivi nella natività? Beh, sinceramente sono più attivi i bimbi, perché per fortuna insomma, sono i bimbi che alla fine esprimono sempre questo desiderio di costruire questo presepio. Lo esprimono anche nel settore scolastico, quindi anche a scuola, e fortunatamente sento anche che parecchi insegnanti lo fanno ancora, e così anche nelle case. Infatti io promuovo anche il concorso presepi, come ho visto che viene promosso anche da varie emittenti televisive. Ben venga questo, perché credo che sia proprio il desiderio del bambino che deve avere la precedenza, ancora prima che del papà o della mamma, a fare queste iniziative qua, proprio perché il presepio vede protagonista un bambino. E dopo è vero che forse dopo concretamente, manualmente, sono i papà che lo costruiscono, però dai, qualcosa ci mettono anche le mamme, nella cura, nella particolare. Io lo vedo anche per esempio in chiesa, che è così, insomma, gli uomini fanno più la parte manuale impegnativa, dopo ci sono le donne, fanno la supervisione. Che fanno la supervisione, ci vuole il tocco femminile, ci vuole sempre anche nel presepio. L'insieme, la regia. Allora. Mi auguro invece che siano sempre di più coloro che li costruiscono, che li fanno questi presepi anche a casa, che non ci sia la flessione in calare. Sai che queste statuette alla fine costano sempre di più, queste statuette, anche se sono fatte nel paese del sollevante. Senta, ma visto che lei diceva che fa il presepe in chiesa e tutto, il problema principale sono poi i bambini che vanno a spostare le statuette, cioè fino al 6 gennaio queste statuette rimangono lì o trova i re magi che sono già arrivati, pecore spostate? Sì, questo è il bello del presepio, renderlo vivente, grazie proprio anche ai piccoli bimbi che si divertono anche a spostarlo, quello in chiesa così. Ma è bello così, proprio perché è frutto dell'ingenuità, della semplicità dei bambini, lasciamo che facciano, non stiamo lì a mettere cartelli, avvisi che non toccare, dai, per una volta siamo così. Lo so. 049 49 06 054, se volete intervenire siamo a disposizione, parliamo del Natale, delle tradizioni, dove passerete il Natale, se volete raccontarcelo, se volete chiamarci, siamo qua per ascoltarvi. Poi ripeto, se c'è qualche bambino all'ascolto che vuole parlare con Babbo Natale, noi abbiamo Babbo Natale. Senta Babbo Natale, lei lavora tanto tutto l'anno, però la tendenza per questo 2019 sarebbe un po' il drone, sarebbero un po' le bamboline che ricordano il paese dal quale viene lei, dalla Lapponia. Ma è così freddo in Lapponia? Freddissimo. Ma sì, come Molto fate? freddo. Ci difendiamo con la legna. Con la legna? Sì. E poi? E poi ci scaldiamo con la paglia, la legna, stiamo con le coperte, stiamo in compagnia, stiamo riuniti e ci divertiamo così, passiamo le serate insieme. Ma sento, tutto l'anno, perché magari c'è un bambino a casa, qualche bambino vuole sapere, ma come trascorre le sere? Deve fare tutti questi giocattoli? Come ci mettiamo un anno per preparare tutto questo momento e tutte le sere abbiamo qualcosa da fare. Insieme facciamo tutti, intanto che passiamo... Ma chi è che l'aiuta? Abbiamo gli elfi, abbiamo gli elfi in particolar modo. Lei ce l'ha una moglie, Babbo Natale? Certo che ce l'ho. Ah sì? Poi sì. Magari dopo la salutiamo. Dopo la salutiamo. Ah, sì. perché è venuta, l'ha portata sulla slitta? Sì.
L'ho portata sempre con me mia moglie. Sempre perché anche Babbo Natale c'ha una moglie che è sempre presente, Sempre presente, qui non scherziamo. sì, esatto. E allora 049 49 06 054, se volete chiamare, c'è Babbo Natale, volete salutarci per gli auguri, noi siamo a disposizione. Allora, dicevamo Franco Pasqualetti quanto importante è il Natale, al di là del sentimento, anche da un punto di vista economico, smuove tantissimo gli affari e come abbiamo sentito da Don Marino ci sono tante iniziative, il presepe, l'albero, piuttosto che non so, dei villaggi che vengono allestiti proprio per rendere le città più accoglienti e per invitare anche le persone a visitare certe città. È un po' quello che fate anche voi, no? Cercare di creare una cornice ideale per il Natale, senza spelacchio, perché noi spelacchio non lo vogliamo. Spelacchio è diventato famoso a Roma per il suo aspetto, ma pur essendo anche Spelacchio rappresenta sempre qualcosa, no? Sempre l'albero di Natale, e quindi anche se alcune manifestazioni sono fatte in tono minore, sono sempre ben accette perché creano condivisione, fanno incontrare la gente. Fare anche, come diceva il presepe, vuol dire trovarsi la sera, sì. E si esce da quello che sono i social e si ha una percezione più umana, più naturale, che le persone si incontrano, chi porta un po' di focaccia la sera e si mettono a fare il presepe. Questo è anche il Natale, sono momenti di incontro, di condivisione, e abbiamo bisogno, tanto bisogno, di far incontrare la gente e farle parlare, non solo sui social. Quindi dice, è importante questo, quindi in questo caso anche voi come ente cercate di organizzare e di fare in modo che ogni città del Veneto, ma anche insomma, gli altri enti per ogni regione siano accoglienti. Ma com'è questa organizzazione? Cioè è lunga? Perché noi la vediamo corta, no? Un mese, però dietro c'è tanto lavoro. Tanto lavoro perché si cerca di creare questa atmosfera, questo momento che poi si rifà sempre alla nascita di Gesù Bambino, perché è il momento che si arriva a Natale, è il momento. Però in questo si ha una organizzazione anche di ambientare la propria casa, appunto di fare l'albero, il presepe, di prepararsi, cioè si vive e si percepisce questo momento sotto un aspetto diverso, un clima diverso, la gente più disponibile e meno arrabbiata. Tranne quando si deve parcheggiare in città, la gente Pasqualetti è sempre molto arrabbiata, l'automobilista è sempre impiperito, frenetici, dovremmo darci più una regolata, perché i parcheggi un po' più distante, un po' più in là, ci sono i mezzi pubblici, basta avere l'animo sereno e non di essere sempre arringhiati, arrabbiati, perché ci vuole... lei che è toscano, c'è un modo di dire per uno che è così? Se si può dire a quest'ora? Non si può dire, ho già capito io. Vabbè, uno un po' stressato, vabbè, mettiamola così. Allora, Don Marino, senta, in questi giorni come sta andando al confessionale? Perché le persone prima delle festività vogliono un po' scaricarsi la coscienza. Già hanno scaricato un po' di portafoglio perché hanno comprato i regali, hanno fatto tante spese per il cibo. Come sta andando la questione confessionale? Beh, la questione confessionale alla fine si arriva sempre all'ultimo momento, dopo che si è preparato, cercato di preparare tutto il resto, si arriva magari a pensare che anche all'ultimo momento c'è bisogno di sistemare anche un po' la coscienza, oltre che i regali e tutto. E allora ecco la confessatina dell'ultimo momento, del pomeriggio, magari della vigilia, che arrivi là, dove magari siamo anche noi preti già stanchi per tante altre cose, e ovviamente ci mettiamo anche lì, però ci mettiamo a confessare, magari che le persone che arrivano lì, anche lì di fretta, magari perché devono pensare già a tante altre cose,
e quindi rischiamo di fare una cosa che dovrebbe essere fatta bene anche velocemente. Al di là di questo comunque c'è una flessione, cioè nel senso chi si confessa si nota, e non solo a Natale o a Pasqua, ma anche durante l'anno, che sono sempre meno e sono sempre più. Vabbè, vuol dire che lei è una parrocchia però, dei fedeli che non... Sinceramente confesso più fuori dal confessionale. Sono peccatori, ecco. Confesso più fuori dal confessionale, quindi anche nel mio studio oppure anche in giro, che dentro l'ambito del confessionale. E proprio perché probabilmente la confessione bisogna rivederla anche come un sacramento che è più un sacramento di strada che di chiesa. Quindi si sta dicendo per l'anno nuovo, il 2020, la confessione ad itinere, perché... Secondo me, cioè non solo secondo me, ma è qualcosa che stiamo verificando sempre più. E dopo, tra l'altro, è sempre il suo discorso che forse qualcuno più della confessione ha bisogno dello psicologo più che del prete. E se lo dice il nonna siamo a posto. Perché effettivamente ci sono dei casi che purtroppo non sono solo legati alla confessione. Secondo me comunque il 24 dicembre, visto che poi voi dovete tirare, come si dice, fino a mezzanotte, mettete un orario, dice io confesso fino alle 16. Sì, già l'ho fatto. Allora, io devo andare in pubblicità, 049 49 06 054, chiamateci, fateci gli auguri se avete voglia, se volete raccontarci come trascorrerete questo Natale, e qui c'è Babbo Natale per i più piccoli, dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 49 06 054, se volete chiamarci, salutarci, volete raccontarci se per voi il Natale, il presepe, l'albero sono ancora una tradizione importante per la famiglia, per tutti noi italiani. Senta Don Marino, prima della pubblicità stavamo parlando del fatto che tante persone vengono poi a confessarsi oppure insomma, cercano una confessione last minute, chiamiamola così, perché insomma, arriva il Natale e vogliono sentirsi un po' più liberi, senza questo peso che affligge. Però c'è anche un altro problema che io le volevo chiedere. Le statistiche, i dati ci raccontano che gli italiani vanno sempre meno a messa, ma anche questo accade alla vigilia. Ma questo lei lo riscontra, anche se ha una parrocchia, voglio dire, in provincia, lo ha notato anche lei, oppure la provincia tiene? No, dipende dopo da parrocchia a parrocchia. Da me, tutto sommato, ho visto, sono là solo da 2 anni nella parrocchia in cui mi trovo, e tutto sommato anche tiene la messa del Natale, se vogliamo chiamarla così, numericamente, però c'è un calo, si nota in ogni caso a livello generale che c'è un calo di frequenza anche nelle solennità. Non è più il vero il detto che la gente viene a Natale e Pasqua, almeno c'è sempre meno anche a Natale e Pasqua. Ma è comunque un fenomeno generale di una crisi di una religione che a livello di pratica si sta evidenziando sempre di più, purtroppo questo. Quindi il buon proposito per il 2020 sarebbe che la religione cattolica facesse dei cambiamenti, mettiamola così. Non è che glieli voglio spillare adesso qua in diretta. No, dei cambiamenti già da poco deve farli, ma non solo per Natale e Pasqua, anche per tutto il resto dell'anno. Sai che si fanno i propositi, no? Sì. Uno farà la dieta, uno andrà in Questo palestra, cambierò lavoro. Adesso glielo sto chiedendo. La Chiesa si stia sempre di più staccando un po' da quello che è il vissuto, la realtà e da problematiche che dovrebbero un po' più coinvolgerla. Questo è un fatto che sempre di più è evidente, purtroppo. Bisogna che cominciamo forse a preoccuparci sul serio per questo, insomma. Quindi insomma lei dice la santificazione nel Natale c'è, però la vedo meno in chiesa, magari gli italiani la fanno? Sì, magari è sentita più come una festa che laica adesso in questo periodo qua. Quindi è colpa di Babbo Natale? No, infatti io nell'ultimo bollettino sono andato contro, nel mio ruggitino, a chi vede la figura del Babbo Natale la esorcizza quasi. C'è un prete che, adesso non mi ricordo più in quale parrocchia, che l'ha proprio visto come l'anticristo rispetto all'antibambino Gesù, cioè che bisognerebbe sempre di più eliminare questo fenomeno mitologico, l'ha proprio detto, perché altrimenti va a sostituire il bambino Gesù nella fantasia dei bambini, che devono credere più al bambino Gesù che a Babbo Natale, che è ora di finirla con queste tradizioni, quasi a rinnegare il suo passato di bambino, perché credo che questo prete sia stato anche bambino e abbia anche lui creduto a Babbo Natale. Avrà avuto un'infanzia triste. Invece voleva proprio
dirlo apertamente, che è una figura questa mitologica che è bene che anche i bambini un po' alla volta la dimentichino, dalla quale devono Noi non siamo d'accordo con accusando anche i genitori che che calcano molto su questa figura più che sul bambino Gesù. Però guardi, io adesso Questo non è un dato conosco di il nome fatto, di questo non è prete, una... però adesso detta così, idiosincrasia è quando una religione si sostituisce sopra altri riti, cioè il rito pagano è alla base del rito cristiano sulla celebrazione Non è giusto del che i 21 bambini dicembre. tolgano... Non si devono togliere... eliminare. Non si deve togliere niente, anche perché Babbo Natale, io scusi che la Esiste, tocco, esiste. la sto toccando ed è in carne, molta carne Babbo Natale qua. Prendo la telefonata, pronto? Anche Pasqualetti comunque non scherza, Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno signora Nadia, buongiorno. Buongiorno Le faccio gli auguri, Che bel Babbo Natale. Ma visto che roba, Bello, bello. Vuole dire qualcosa Babbo Natale? Un ricordo quando ero piccola. Questa festa la desideravamo proprio tanto, perché non c'era questo consumismo che c'è adesso. Adesso non c'è più il desiderio che arrivi Natale, che arrivi Pasqua, perché sono tutte le domeniche Pasqua e Natale, a tavola specialmente. E desideri grandi così li ricordo quando ero piccola. Senta, Io ho fatto il presepe con i miei nipotini perché ci tengo ancora a fare questo presepe. Vi auguro buone feste a tutti quanti e tanta salute. anche a lei signora Nadia, spero che il presepe sia perfetto, che non ve l'abbia spostato poi i nipotini e che comunque abbiano scritto anche la letterina Babbo Natale, perché sennò poverino ha lavorato tanto. Grazie alla signora Nadia. 049 49 06 054, se volete intervenire, se volete salutare, dire la vostra opinione sulle tradizioni. Senta Babbo Natale, allora una curiosità, perché adesso qua io faccio la curiosa come se fossi una bambina, no? Ma la sua slitta, com'è che funziona? Perché sappiamo che con le polveri sottili si può viaggiare poco, ma qual è il segreto per farla volare? È magica. Ma cosa vuol dire magica? C'è una polvere? Perché tutti i bambini quando hanno saputo che ne ha Babbo Natale mi hanno chiesto come funziona questa slitta. Non si può dire, è un segreto. Ma c'è una polvere? Sì, c'è un qualcosa di fuori dal normale, come posso dire, è fantastica. Ha fantasia anche nel volare, quindi è data dallo spirito delle renne, dallo spirito del Babbo Natale. Vola per questo. È tutto in una notte, un lavoraccio però. No, ma facciamo presto. Sì? Presto, siamo velocissimi. Dice in uno schiocco di dita. Esatto, noi vogliamo da tutti. Senta, L'importante è che siano stati tutti bravi. qual è il regalo secondo lei che quest'anno ha dovuto, andata per la maggiore, che ha fatto più fatica a realizzare? Qualche bambola, qualche cosa? No, sono tutti facili e tutti difficili. Sono tutti da realizzare in un anno di richieste e di pensieri dei bambini. Certo. Però non è difficile, ecco. Senta, e noi che abbiamo tanti problemi anche con i politici, qualche regalo glielo porta oppure lei dice aspettiamo la Befana che arrivi col carbone? Aspettiamo la Befana. Aspettiamo la Befana. Vedete che spirito che hanno su Babbo Natale. 049 49 06 054 se volete intervenire. Se c'è qualche bambino a casa che vuole telefonare a Babbo Natale oppure la nonna chiama perché non ha coraggio, qui c'è Babbo Natale, vi può dare una risposta. Senta Franco Pasqualetti, ha sentito anche la signora, ha detto è venuta meno forse anche questa attesa, c'è troppo di tutto ed è sempre presente e quindi viene meno questa voglia di rimanere affamati di aspettative, di novità. È così, è questa società. Ci sono due aspetti fondamentali. Sicuramente i ricordi della signora vanno un po' indietro nel tempo, perché mi ricordo anch'io che ho una certa età, si aspettava anche il periodo di Natale perché tutti i giorni non c'era abbondanza sulle tavole e quindi il momento delle feste dava un aspetto e una situazione più gradevole questo. Poi su quello che è il consumismo, noi come associazione di categoria è da anni che ci battiamo anche a
fianco anche a tanti parroci, perché riteniamo che la domenica sia una giornata di riposo. Questo è un po' sfuggita di mano dal mercato, perché le grandi catene, la grande distribuzione tenderebbero a fare business 24 ore su 24, 365 giorni. E questo aspetto sicuramente troverà in futuro un livellamento, perché come succede anche adesso, i dati di qualche giorno fa sulle nascite a livello nazionale, dove si sono... Abbiamo perso 136.000 nascite in 10 anni, siamo al di sotto della soglia 1.500.000 bambini. E quindi... ci sono anche degli aspetti e dei motivi all'interno della famiglia. Se la donna all'interno della famiglia la fai lavorare 6 giorni la settimana, 10 ore, e è difficile poi riescono a programmare anche un altro figlio. Allora bisogna ritornare a una certa normalità di quello che è la struttura della famiglia e di come si vive. C'è il tempo per lavorare e il tempo per riposarsi e il tempo per stare in maniera conviviale con le altre persone. Noi riteniamo che non serve tenere aperti gli esercizi commerciali là dove non c'è un aspetto turistico che lo richieda e quindi ridare una dimensione alla famiglia più umana, perché adesso vedo che qualcuno tiene aperto anche il giorno di Natale della grande distribuzione. Questo non so, ho letto qualche polemica sul 26 di Santo Stefano, però questo non sappiamo. Però c'è anche un problema, adesso io vado in pubblicità Pasqualetti, che quando il negozio è chiuso l'e-commerce funziona. Il 67% di elettronica e abbigliamento è stato acquistato in Italia con l'e-commerce. Negli Stati Uniti tra il 77 e l'80% dei consumatori acquista online, e i centri commerciali non è che chiudono la domenica, sono sempre chiusi. Allora bisogna mettere insieme tante cose. Guardi, l'e-commerce... E soprattutto l'asilo nido. Io devo andare in pubblicità, e soprattutto tanti asilo nido e supporto alle famiglie. A dopo. Ecco qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054, se volete intervenire, se c'è qualche bambino a casa che vuole chiamare, c'è Babbo Natale, se volete salutarci, se volete raccontarci se avete fatto il presepe, l'albero, cosa mangerete anche il giorno di Natale, perché anche quella è una cosa importante. Senta Don Marino, l'importanza, abbiamo detto prima, di santificare il Natale, però la cosa positiva, il 90% degli italiani saranno tutti a pranzo, secondo i dati, il 25 dicembre, il 70% lo passerà proprio con i parenti stretti, cioè proprio dentro la famiglia, non parliamo neanche di cugini, no, proprio la famiglia stretta, e invece il 23% degli italiani, quindi il 23% delle famiglie, quindi un italiano su 2, passerà invece il classico giorno all'interno della famiglia invece allargata, quindi zii, cugini e tutto. Quindi insomma l'italiano e la tradizione è sempre quella. Benvenga questa famiglia, tradizione. Insomma. In famiglia. Benvenga, insomma, questa tradizione, insomma, mi pare che non sia da rinnegare e neanche da ostacolare il fatto di passare un Natale in famiglia. Che poi dopo bisogna vedere cosa vuol dire la famiglia, perché ci sono tante realtà anche di famiglie che hanno parecchi problemi, insomma, ma comunque almeno a Natale si cerca di creare una parentesi e di stare insieme, cercare perlomeno di stare insieme in un clima di serenità e di armonia, dovuto anche a un clima che dovrebbe portare a questo. Ovviamente adesso quando si tratta di fare i melliflui o gli sdolcinati, perché se vediamo anche la pubblicità e tutto ti porta anche a essere più bravi di noi preti stessi, perché ci sono di quelle prediche a livello mediatico anche nelle pubblicità robe o quelle di immagini che noi preti siamo anche spiazzati di fronte a... Cioè mi portano via al lavoro. Ma ci portano veramente via, anche un metodo anche forse più efficace di noi preti. Ci avranno uno spin doctor, ci avranno uno studio marketing che voi magari non avete. Infatti, però al di là di tutto questo il nocciolo è proprio quello di trovarsi almeno a tavola il giorno di Natale a cercare un dialogo e un ascolto al di là di tutto quello che ci
ci distrae ogni giorno, insomma. Quindi questo è, ma Ben questo lo venga. scontra anche sui suoi parrocchiani? Sì, io sento che comunque, anche se magari non sono a casa, comunque anche se fanno le loro vacanze in giro, sono comunque in famiglia e questo perlomeno è anche una bella cosa. È una bella cosa, Allora noi stiamo vedendo tante immagini di natività che stanno andando in onda, perché poi noi siamo impegnati proprio su questo, sull'importanza della natività. E che valore deve avere la natività? Secondo lei quest'anno abbiamo avuto un anno molto pesante, che valore deve avere, no? Che cosa dobbiamo riporre come italiani, secondo Sì, lei? nella natività, io lo dirò anche alla messa della notte, dobbiamo metterci Cioè mi anche sta noi. dando un'anteprima, Don Marino? No, non posso dare nessuna anteprima. No, allora. Io non la do a nessuno perché voglio che ci sia anche una piccola curiosità. Suspense. Suspense, chiamiamola Allora, sta così. studiando perché anche ogni lei da anno- marketing, eh? Sì, ogni anno lancio sempre dei messaggi, a volte anche provocatori come quello che sarà quest'anno, che so sicuramente che magari potrà anche suscitare qualche polemica o critica nel mio mondo, però effettivamente credo che sia proprio il messaggio del Natale quello che io voglio dare, che alla fine non dobbiamo idealizzarlo troppo questo presepio, questa natività, ma vederci anche noi dentro questa realtà, perché abbiamo bisogno di un bimbo che incarni anche le nostre debolezze, le nostre problematiche e che cammini accanto a noi proprio come un punto di riferimento, un'energia speciale per tirarci su da tanti problemi che in questo periodo veramente, come ogni anno, magari per motivi vari, ci assillano giorno e notte. Quindi attingiamo da questa realtà qualcosa di concreto, non di ideale, perché sennò poi a Santo Stefano già tutto finisce, mettiamo via tutto e arrivederci all'anno prossimo, ma vediamo come un qualcosa che ci porta qualche positività, qualche energia, qualche speranza per poter anche tirarci su da certe situazioni dalle quali da soli non riusciamo a tirarcene fuori. Quindi è bella questa cosa che ha detto Don Marino, Quindi cioè vedersi concretizziamo. dentro la natività. Concretizziamola, vediamola veramente come un qualcosa dove il presepio più bello è proprio dentro di noi. Adesso non voglio fare nessuna predica, però che sia proprio dentro di noi e che su di lui, su questo presepio possiamo contare sempre, in ogni momento, specialmente quando abbiamo bisogno di un Dio che ci tiri su, quando non ci può tirare su nessun altro. E quindi che possiamo contare su di lui, perché è talmente diventato semplice come un bambino per farcelo capire che non è lontano. No, per questo non ci sono applicazioni, è dentro di noi. No, bisogna lo farò capire anche quest'anno. Sono curiosa perché poi le prediche di Don Marino lasciano sempre un po' di vuole essere riflessione. qualcosa che Bibbia e giornale faccia capire che la fede, se non è incarnata in una realtà che ci coinvolge ogni giorno, non serve a niente. Allora, 049 4906 054 se siete a casa, se c'è qualche bambino che vuole telefonare non faccia il timido, perché qui abbiamo Babbo Natale. Senta Babbo Natale, io ho una domanda molto importante. Allora, i bambini le lasceranno di tutto e di più da mangiare, come sempre, come ogni anno. E mi dice per piacere che cosa non vuole trovare, perché sa, con la scusa che c'è, ci sono tutte queste famiglie vegane, vegetariani, cioè le carote per le renne va bene, però lei vuole mangiare cosa vuole mangiare? Io o le renne? No, lei, le renne le sappiamo di dare le carote. Io la tradizione la tengo sempre. Quindi il latte, i biscotti, Certo, ma quanti certo. li dobbiamo mettere, come li dobbiamo mettere, li vuole al cioccolato o i frollini? Il cioccolato sempre. Vediamo che di cioccolato le piace. Sì, molto, tantissimo. Tantissimo. Cerco sempre di farne una buona dose per poter stare sempre rigoroso e in movimento, ecco, perché sennò io ne faccio tanto, quindi ho bisogno di energia, il cioccolato dà energia. Senta, ma adesso la mia curiosità, come fa a digerire tutta questa cosa in una notte? Perché tutto questo latte, tutti questi biscotti, cioè farebbe un po'... Non sarei Babbo Natale. No, giusto, lei è magico. Senta Babbo Natale, il suo viaggio inizia da questa terra meravigliosa che è la Lapponia, Sì. È una terra bellissima dove è buio per 6 mesi Sì. e per 6 mesi è sempre estate, quindi lei lavora, cioè se sei sempre luce, scusi, quindi lei lavora di più in quei 6 mesi di luce e gli altri cosa fa, dorme? No, uguale, cerchiamo di fare sempre, di equiparare, di equivalere, di dare un equilibrio a questa cosa qui, ecco. Lavoriamo tutti i santi giorni, sempre di giorno e non di notte. Senta, in questi giorni qualche bambino lei l'ha incontrato, c'è qualche richiesta strana che le hanno fatto, particolare? Ma no, sono sempre le solite richieste dei bambini. Come posso dire, quella che va per la maggiore oggi come oggi non sono più i trenini, quello sì è la verità, però
ci sono sempre le cose, come posso dire, elettriche, le cose... Abbiamo Cioè il trenino, Sì, l'aereo telecomandato, la pista, ecco, gli chiedo perché sì, insomma, sì, indubbiamente la cosa radiocomandata, la macchinina, il trenino, piace sempre. sì, costruire un qualcosa, la fantasia, i mattoncini, tutto molto, molto, Le bambine, molto le richiesto. bambole, tutte le Beh, puntoline, qua si apre tutto. le loro bamboline, le Barbie. Insomma, Secondo me. il classico funziona sempre. Sempre. Non è che le hanno chiesto qualche telefonino, qualche smartphone? No, i bimbi no. Quelli un po' più Quelli grandi, grandini, sì, è ovvio vabbè, che- insomma, quello ci sta. E la cosa importante, questo vogliamo anche ricordarlo, è di non regalare un cucciolo per poi lasciarlo quando è Pasqua, magari davanti alla chiesa, perché te ne disfi. Se prendi un animale te ne devi prendere cura, perché poi diventa un problema anche sociale, cioè non solo l'abbandono, ma questo animale può fare incidenti. No? Lo ricordiamo perché poco tempo fa abbiamo avuto anche in trasmissione qualche veterinario ci ha raccontato che perfino i pitoni abbandonano, cioè questi si comprano tutti gli animali e poi li lasci, li abbandoni, un usa e getta, che è un po' questa società Franco Pasqualetti, cioè perfino gli animali, perfino quegli animali che li hai strapagati, per penso a questo che ha abbandonato 2 pitoni, ma Questi sono capricci, un po' estremismi, perché mettersi in casa un animale del genere, di solito in casa si ha gli animali domestici, quindi cani e gatti, che in tanti casi fanno anche compagnia alle persone, quindi poi nella globalità ci sono anche questi estremismi, che ci sono queste importazioni di questi animali dai paesi più esotici. Senta, allora, una parte importante per gli italiani di queste spese sono le spese nell'alimentare, però purtroppo l'alimentare, strano a dirsi, ma in questo periodo è cresciuto del 4,3%, ma perché gli italiani adesso arriva la stangata a fine anno, vabbè che ancora la finanziaria non è conclusa, manca il 31/12/2019, sapremo, voglio dire, di che morte morire di tasse, però le cose sono aumentate, le spese per gli alimentari sono aumentate. Ma perché? Allora, bisogna fare un distinguo anche qui, perché non possiamo parlare di alimentari in maniera generica, perché possiamo comprare un bello spicchio di parmigiano reggiano e possiamo comprare uno spicchio di parmesan che è la copia che fanno del formaggio. Quindi se si dà un messaggio di acquistare i prodotti salutari che siano fatti con certi criteri, che siano biologici, naturalmente costano di più di quello del prodotto industriale e più di basso livello. Dipende uno che strada vuole intraprendere. Se non, è impossibile avere la qualità e che costa poco. È impossibile. Allora, se facciamo una scelta di mangiare salutare, di qualità, che sia fatto con certi criteri, ha dei costi e quindi ha una differenza di prezzo. Bisogna sempre scegliere che cosa vogliamo fare del futuro, se vogliamo vivere in maniera sana o se vogliamo avvelenarci. Allora, senta, io le devo fare una domanda perché è molto curiosa, ma quanto salmone è arrivato sulle tavole degli italiani? Cioè proprio un tripudio di salmone di tutte le tonalità, dal rosa pallido al rosa salmone a tonalità più scure. Perché Questo gli allevamenti permettono di fare più varietà. La trasformazione genetica nel cibo permette di fare queste più varietà. E quindi poi c'è un lancio sul mercato di questi prodotti, ma sono sempre cose momentanee, poi l'anno prossimo ci saranno altri prodotti. No, perché una volta il salmone era proprio delle feste, e adesso tu entri e c'è proprio tripudi di salmoni. E poi c'è un'altra cosa, che il mercato è globale adesso. Essendo globale arrivano prodotti di... E il lici, e il frutto, il mappo, C'è le stato cose. l'accordo con il Canada nell'interscambio dei prodotti e quindi arriva cose che prima non arrivavano più facilmente prodotti da quei paesi, ma
ne parte anche tanti Tanta. dal nostro paese verso di loro. Allora, l'esportazione tiene alla faccia di Trump, al quale arriverà il carbone, vero Babbo Natale? Certo che sì, da Trump il carbone. E noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 49 06 054, se volete intervenire ci fa piacere, abbiamo qua anche Babbo Natale per i più piccoli se avete delle domande. E oggi c'è poi un traffico, un disastro muoversi in città perché sono tutti in ansia, tutti in frenesia. Secondo lei quale sarebbe il regalo più bello? Perché lei ha contatto, Don Marino, con la gente. Qual è il regalo più bello da fare alla gente? Il regalo più bello è che trovi pace dentro di sé, quindi che stacchi un attimo con la spina, la corrente da tutta questa frenesia e che si fermi un po' e che cominci a sentire il rumore del cuore, del battito del cuore, del respiro. Quindi togliersi anche tutte le varie applicazioni che si è attaccato con lo smartphone. Quelle dipendenze che purtroppo abbiamo un po' tutti, chi più chi meno, ma che, dalle quali dobbiamo disintossicarci. Proprio per riscoprire quelli che sono gli ingredienti più naturali e più belli di una vita sana di cui avremo un po' tutti, dovremo avere nostalgia un po' tutti. E quindi avere il coraggio, almeno a Natale, di dire mi fermo un attimo, stacco da tutte quelle cose che mi distraggono e mi portano lontano da me stesso, ad alienarmi e a non avere più la mia vita in mano. Quindi qua ci vuole un po' di coraggio però di dire... Cioè lei dice quel giorno là dovremmo pensare un po' più... E prendere la vita in mano. Si chiude il telefonino? Vuol dire metterlo silenzioso almeno. Molto silenzioso e senza vibrazione. Sì, e non avere sempre la voglia di guardarlo ad ogni istante, anche magari finché mangio insieme con i miei familiari, insomma, ecco. Perché può succedere anche questo, succede già, ma che almeno a Natale non succede, insomma, perché... che mi metta il telefonino aperto già sopra il tavolo su cui mangio, dove guardo più il Però telefonino che chi ho attorno. Le va bene Don Marino perché i grandi cantanti hanno proibito, alcuni grandi cantanti, l'uso degli smartphone perché dicevano non sapete godervi il concerto, no? Sì, alcuni grandissimi concerto, hanno proibito l'uso degli smartphone. In chiesa come stiamo messi? In chiesa non siamo mica messi bene, a parte di suonare di questi cellulari ogni tanto che distraggono, e dopo vedo sempre questa gente che finché predichi o finché dici la messa, anche se è silenzioso, magari o risponde lì anche in chiesa oppure va fuori chiesa, oppure anche manda messaggini, scrive messaggini, riceve messaggini, cioè l'uso del cellulare anche durante la messa, insomma. Quindi sì, non è una bella cosa, insomma, a meno che sappiamo capire il contesto in cui ci troviamo e sappiamo anche dare precedenza a qualcosa di più importante. Cioè, concentrarsi un attimo quei 5 minuti, quei 10, quella mezz'ora. Siamo tanto intossicati veramente da tante cose, da tante dipendenze, che almeno a Natale vorremmo creare una diga, un argine e dire basta, adesso diamo precedenza ai rapporti umani, al dialogo, a noi stessi e alle persone che abbiamo davanti, che tante volte mettiamo in secondo piano. Cioè, il problema di questa società qual è? Il fatto di essere sempre raggiungibili. Sempre. Sempre raggiungibili. Vai in panico se non lo sei. Ecco qua. Questo è. Allora io devo salutare Don Marino perché lei ha un sacco di impegni. Sì, tra l'altro devo andare un pranzo insieme a un funerale, quindi purtroppo. Così questa è la vita e non è che durante anche questo periodo crei una pausa anche in questo momento così tragico. Però che tutto, può essere. insomma, aiuta anche a riflettere Certo. come le cose, no, si avvicendano. Ti fanno tenere un po' i piedi per terra e capire che la realtà è questa, insomma, anche se sogniamo che sia diversa. Però con questo dobbiamo convivere e cerchiamo di accettarla anche come una sfida tante volte. Allora, grazie Don Marino per essere stato con noi, io la Grazie saluto, grazie davvero, le auguro una predica come solo lei sa fare. Sì, ci provo. Poi dopo leggerò sui giornali. Sì, può essere. Può essere appuntamento a questo. Chi è il più fortunato? Allora io lo saluto, quindi lei tranquillo può andare, poi arriverà qualche collega che l'aiuta. 049 49 06 054, il più fortunato di tutti sulla terra, sapete chi è? È Babbo Natale, perché è raggiungibile solo tramite lettera, prima di tutto, e sostanzialmente in un certo periodo dell'anno. Franco Pasqualetti dice sì cavoli, vorrei proprio che fosse così anche per me. Ecco, allora, Babbo Natale.
lei riceve tantissime lettere, tantissime voglio dire, richieste, ed è bello perché le riceve solo in un certo periodo dell'anno, perché con tutto il lavoro che fa, altrimenti sarebbe uno stress pazzesco per lei. Incredibile sarebbe, non sarebbe possibile, sarei stressatissimo, invece sono sereno, porto i doni a tutti serenamente, perché è giusto che sia così, insomma. Questo è. Ma l'aiuta anche la moglie a essere così sereno? Sempre, sempre. Sì? Ma cosa mangia Babbo Natale durante gli altri giorni della settimana, dell'anno? Abbiamo capito che quando c'è la notte di Natale, tra la vigilia, tra il 24 e il 25, lei mangia biscotti e latte. No, anche la verdura. Anche la verdura, Sì. ma durante l'anno cosa mangia? Cosa ama mangiare Babbo Natale? Ma un po' di tutto, un po' la carne, la verdura, le paste fresche. Mia moglie è molto brava a fare le paste fresche. Fortunato Babbo Natale. Certo. Senta, ma è vero che porterà un regalino in più ai bambini che mangiano la verdura e la frutta? Assolutamente sì, e che fanno i bravi bambini, i buoni bambini con i propri genitori, che danno ascolto. Quelli sono i più premiati. Sì, senz'altro. Questo allora avete capito, 049 4906 054, oggi sono tutti via secondo me, sono in giro, poi dopo sì, diranno c'è Babbo Natale. Senta Pasqualetti, vedo Invece che... vorrei dargli un dato che ho sentito Ecco. stamattina sempre su una radio. Se voi notate nei giorni normali lavorativi, specialmente su Padova o anche nei comuni, c'è sempre una fila di macchine che per fare 10 km ci vuole. Vada, è la bella... Quando si arriva nel periodo di Natale dove le scuole sono chiuse, si viaggia bene normalmente, come in estate. Quindi non è che nel periodo di Natale c'è più confusione, anzi, quando i bambini sono a casa da scuola le strade sono molto più libere. Però sono tutti quanti che girano, perché... Ma non è mai intasato? No, in alcune fasce orarie non è così intasato, poi dopo alle volte fai fatica nei principali viali della città. Comunque è un dato che stamattina esprimevano dicendo Infatti che... ci sono anche meno autobus, nel senso c'è una percorrenza un po' diversa. Senta Pasqualetti, allora, per il cibo, e dicevamo prima l'importanza del cibo, gli italiani spenderanno 530 milioni di euro, cioè tantissimi soldi, però vogliono cibo made in Italy e cibo di qualità. Mi risponde dopo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco da Udine. Auguri a tutti. Anche a lei. Don Marino. Se il Vaticano si spogliasse di tutti quegli ori che sta sotto banco, là, sotto il cavò, e pagasse il nostro debito pubblico, no? Oppure li mettesse per i poveri di tutto il mondo, sarebbe finita la faccenda, senza aspettare lo spot che abbiamo visto un momento fa. E se il Vaticano, vendendo queste cose, pagasse il nostro debito pubblico, poi i 90 miliardi che noi dobbiamo pagare di interessi li versiamo al Vaticano. E quindi il Vaticano ritornerebbe in possesso di tutti questi averi, di questi doni, di questi euro, eccetera, eccetera. La carità, dov'è la carità fraterna? La carità che predicate tanto? Non lo so, è la carità pelosa? Grazie, mandi. Lei doveva rappacificare gli animi, no? Allora mi dà una risposta abbastanza rapida, perché devo chiamare la mamma. Ho una risposta molto semplice. Vogliamo mangiare bene? Su questa Padova 2020 sarà la capitale del volontariato e ci sono tantissime persone che si dedicano alle persone più bisognose, specialmente nel nostro territorio, non solo la Chiesa, ma la Chiesa in particolare, ma ci sono tante persone che donano il proprio tempo andando a assistere le persone e lo fanno in maniera gratuita. Sul cibo mi dà una risposta rapidissima, tipo 20 secondi. Mangiare bene? Lei mi sembra che sia uno che mangia bene. Mi piace. Buono. Mi piace mangiare. E lo trovo anche un momento gradevole quando ci si trova intorno a una tavola. Se poi il cibo è buono, ancora meglio. Bene.
Allora, adesso io devo chiudere, ma mi stavo spostando perché qua dietro, che si metterà qua vicino così la possiamo anche vedere, è arrivata la moglie di Babbo Natale. Io la ringrazio molto che oggi insomma, ci ha portato il marito, davvero, e questa notte comincia a fargli uno sbattutino perché aveva da tanto... No. Allora, io ringrazio davvero tutti per essere stati con noi, abbiamo già salutato Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albignasego. Babbo Natale, allora, pronto? Prontissimo. Bon, pronto, riprende, arriva, fatti i bravi. Io ringrazio davvero molto Franco Pasqualetti, vicepresidente della Camera di Commercio di Padova, ma anche di Ascom, sempre di Padova, per essere stato con noi. Noi vi auguriamo da Antenne 3 buon Natale a tutti quanti e che lo passate anche da in parte famiglia. nostra. Certo, Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale.